Via mereu de s'associu spacciata sa pregungia de Casteddu, no? Se sceti in Casteddu o comodo pieus? Grazie a Ornella, torno grazie a Dottus, a Inandisi, a Ornella a Francisco Sumbiru, a Bosatrus, a spicciocco dessa scuola che si puntanelli, mi dispiace di mera, è politico che anticristiano in Nantisi, Cavarò, noi si puntandavo, mi avessi bravo, mi avessi tavarraso, come ascoltare, poi tanto sei un portavoce, non è uso, spokeswoman, spokesperson, può usare un linguaggio ampio, poi non utilizzare scelti sul femminile, sul mascolino, ma del caso cristianale che spacciata a Sabregungia. Tu, Ornella, sei no, spacciata a Sabregungia di Casteddu. Noi si scelti di Casteddu. Poi spacciata a Sabregungia è un assozio non formale che riuni di gente in meda che si aggattano in tutta questa Sardegna, se uso Vinza Seni, Aristaisi, Nugore, Mandrovizai, Tattari, e i Tavadeus. Noi abbiamo presentato, per parlare questa presentata, Sibiri, poi si fa i biri, un vago e tavai spacciata a Sabregungia, poi si fa i biri, poi si fa comprendere l'importanza, l'importo da tempi gusta un assozio non formali, de gente, de famiglie, de babus, de mammas, de professionisti, de gente che lavora nelle università, nei mezzi di comunicazione. Poi, da questa presenza di questo assozio, da di me bene, Vinzas Riccardo, esti su de avarrai, da essi su territorio. E non scegli di fare questo, ma Vinzas de arrivai, de fai rete, de fai a Rezza, in tutto l'isola. Chi ne sei dunque? Sei proscatto mammas e babus, ma ci punti esperti sulle comunicazioni, esperti sulle informazioni, maestros e maestras, su chi fadeus esti fregai, una rezza, fregai, uno scante progetto, se attività che arrivino nei logos, che arrivino nelle istituzioni, che può essere questa scuola, su primo punto è questa scuola, finza dessa ripiesa, ma iniziato finza dessa asilo nido, ma spacciato sta Bregungia, commenti, questioni da commenti, fai da arrivare ad ottis persone che si agattano in Sardegna e finza da fuori de Sardegna. Teneus un messaggio mail, teneus un gruppo WhatsApp, con più di 100 persone, a proposito, teneus in un banchitto, chi potesse esibirci ci punti voladoreddos, ci punti magliettas, vinzas, libureddos, che si vuoi incorporare, poi giudai, spacciata a Bregungia, quindi spacciata a Bregungia è un assozio che si deve di autofinanziare le attività, i progetti e dunque se chi che si sia la persona vuole aiutare con una donazione autonoma, libera le attività di questo assozio e si usa come ti viene rendi in tutto questa Sardegna. Anche scritto del noso del spacciato a Bregungia, Vinzas in Friuli, Venezia Giulia, Marco Stolfo, che è un linguista e trabalha da pizzo della politica linguistica, ha descritto questo bell'articolo in furlane, in langue furlane, se in friulano, a pizzo della spacciata a Bregungia e delle attività che va a Sassozio. E su nada sa Bregungia e già a Cabala. Ma stivendo che stai a me non mi parli, poi è vero che quando da questione in Sadru con altra gente, mi capita da me di questione con ricco che sti noi, mi capita di questione con altra gente, non con me la gente, nella verità di noi da noi stessi comuni, noi stessi frequenti, ascoltare su Sadru e a conoscere gente, prosca tutto giovane, che stiano su Sadru, mi è capitato di questionare in festival, in televisione, in stessa radio, e noi che siamo questionanti, mi piace di me, di questionare, poi devo dire questa coscienza in noi che siamo libera, devo sciopare questa lingua, devo sciopare l'italiano, penso che da altre lingue che devo conoscere, e devo imparare quando in quale sia l'ambito.
Moi seus in un attorio formali, poi da civile politicus, poi da civile socius, poi da seus in s'università di Castello, questo è senso. E seus accanto a sa facoltà di studi umanistici, e da trabalho in lui, ma non tu impero s'usato, poi noi è una lingua che posso imparare meglio sul trabalho che faccio. Mi spacciata a sta pregungia, quando Santo Piauso, e capita a me, le donne, su manco a volta, su mesi, che Santo Piauso un questionante di tutte le attività che fate io, su questo progetto, su queste polemiche, su questi problemi che ci punti, questionavo sul sacro. Poi i testi, sti normali, spontanei, si pineano, su Santo Piauso in Sarrezza, ognuno questiona da susato cosa sua. Dopo delle rava, si intende che non sei una stentaglia, vivo in Castello, ma dentro un usato campinanese, alto campinanese dessa zona del Suderramesu, e dunque non c'è nessun problema che sia con gente del Nugolo, con gente del Samugheo, con gente del Castello, poi si comprendono pari. E dopo comprende tutti i spianti fuori da voi, e dentro questo piso, come dirà Martin Luther King, non fa il mio questa espressata, pesai una società in sacro. E poi ita fadeus, ita us fatto, ita sono facendo. Ma das progettos che io ho aiutato a pesare in questi anni di attività. Uno è questo progetto del Sogno Vitiano, che è una sezione immersiva di sardo in su asilo nido Bimbi in Allegria dell'Istituto Sacro Cuore di Bitannoe in Castello, e ho iniziato questo progetto sul mese di Capodanni dell'anno passato, e ci punti già un gruppo, una tromba di Pipiuso di cadetus, di 1-2 anni, e i maistas punti traballando questioni scelti in sacro. Su chi va di maistas è su traballo umano, che punti fa i maistas, che anche fatti i maistas in questo anno, perché si punti debbia saper preparare, si punti debbia saper formare, può imparare a usarlo in un contesto, in un ambito educativo, noi ci sempre, a dove vai, ne manco a dove pensare, poi da isso santi debbia dovrei pensare su traballo su in solo in sacro. Questa è una frase che davo fuori a un'amica spacciata a Sabregungia, che è stessa formatora nelle misure di maistas che ha formato questa tromba del maistas, sezione da Manuela Ennas. Emanuela Ennas si di queste attività, di quel laboratorio su me e su mio. Dunque, su proponimento, sa speranza che tenere sul nostro, su bisogno che tenere sul nostro, che questo progetto possa seguire. Non scelte sul mio vitiano di Castello, ma vinza sei altra vita, e non scelte sul mio vitiano, ma vinza in questa scuola di Sapienza, in questa scuola di Margia, in questa scuola mesana, in sul liceo, in università. È vero che sull'università di Moiali sti facendo questa certificazione linguistica di Susanna, e questo è un obiettivo importante in me. E sono contenta che tutti i fratelli e che si punti noi muovendo in sull'università di Motonai dignità, valori a sta lingua sacra di una maniera formale, di una maniera istituzionale. C'è sicuro questo progetto dessa scuola del Sapienza di via Castiglione di partire con attività in lingua sacra a partire dal mese del Capodanno del 2023, dunque issas e maissas hanno imparato a usarlo in una di questa gita, issas hanno a scioperare una di e in questa di è per imparare scelti su usarlo, post educazione, poi vai lezioni a SPPUS, e questo pure è un progetto importante. D'importo umano, e mi adesso raggio che noi ci vestiti pro babus e mammas, poi in temi gestionali di questo progetto, se volete, del peso fai scelto in Castello, che si sabita romana di Sardegna, del peso fai in qualsiasi da noi, penso. E ho subito, finza grazie a esattovi che ho fatto, me esattovi che ho fatto con Antonella Soraccia dell'Università di Edimburgo in Scozia, e sono a balla di lui, gente di ora, e state a togliare me dottas, donando questa professionalità di sua, questa conoscenza sua, la reuso a disposizione del
dezassocio despachado sa pregungia, non scelti despachado sa pregungia, poi questione del profetto del bilinguismo in serata in Savipiesa, e iniziare da quando sono più questi che ti chiedono meno. Dunque, se figlia mia dei 17 mesi, quando tenere doci a iniziare un anno di iniziare questo progetto del sogno vitiano, e si intende il sogno di storia di scelti in Saru. E da che stiano pensando in Saru, che stiano in italiano, vero? Su questa issa cresce, sti crescendo in una società in cui l'italiano è questa lingua maggioritaria. Questo non lo potevo negare, non lo potevo negare, non è staici, però iniziamo a ponni commenti presidi, podunai un vueto, un areo specialistico in italiano, uno presidio che sia linguistico, culturale, politico, in una scuola, in un NIU, in un assozio, in logo mero di Sardegna, dunque si poteva iniziare a camminare di maniera più forte, più sicura. Sul bilinguismo dunque non è un disvalore, ma è una ricchezza che noi dobbiamo coltivare. Tenendo pensa sono un decalogo, e noi in questi tempi sono un legidotto, però chi si è interessato, si poteva pensare a donare. Poi il testo è un decalogo che noi si piace di accopparsi prodotto su schifai di patti spacciato a sta premuncia e pensa con questa gente che sono accostati e conoscere l'uso su maestri un decalogo che da più balli prodotto non scetti può spacciare a sta premuncia, può l'assemblea nazionale sarda, poi innanti si può lingua via, può muovi via, può tutti si associano su che ci prendi in questo cammino, in questo tretto che sono valenti, ma deve essere una cosa che tutto scanto, schiccipunti nomi e schiccipunti in sa vita che non si vuole ascoltare oggi, ma che spero che si possa ascoltare 4D, manca e versa in solo. Poi sai questo progetto del sogno vittiano e ho fatto una campagna di crowdfunding in successo d'Eppela, dove potete accattare chi ci caisi né un vittiano, nido immersivo in sardo, spacciato sta premuncia, però potete accattare c'è questa possibilità di questa donazione di poter aiutare sul NIU e spacciato sta premuncia o chi si fa di piacere e questa è una cosa più importante seguire le attività di spacciato sta premuncia, c'è questa pagina Facebook, se pensa su Instagram, c'è un correo elettronico e dunque si appunnava sull'istagio mail, su Roma WhatsApp per scatto 5 persone in carne e ossa. Grazie a tutti per la vostra attenzione e a 3 anni. Grazie.